Bene ha fatto il Presidente della Repubblica a stabilire e ristabilire un principio costituzionale, ma una cosa è certa: di quale riforme parliamo? Al Paese interessa che 1 milione di posti di lavoro che è stato perso venga ritrovato e che non se ne perda un altro 1 milione di posti di lavoro e che l'Italia non venga invasa da centrali nucleari, da aziende che si fanno gli affari propri chiudendo i battenti ogni volta che gli fa comodo, che le aziende sane riprendano a lavorare. Queste sono le riforme che servono al Paese. La riforma dei massimi sistemi serve. Ma sa di questa riappacificazione personale fra i due, che ci sia o non ci sia stata, agli italiani non gliene può importare di meno. Importa agli italiani e a noi che facciamo opposizione che alla Camera da domani si discuta di occupazione, di lavoro, di economia, di problemi del Paese e che non si metta all'ordine del giorno i soliti provvedimenti ad personam. Quindi nei fatti vedremo se Fini ha dato un alto là a Berlusconi o se, come temo, ha dato il via libera a qualche altro provvedimento ad personam. Noi abbiamo sempre detto che nei confronti dell'ex ministro Bonino, con cui io sono stato al governo insieme, dell'ex commissario all'Unione Europea, Bonino, che ha dimostrato di saper fare il suo dovere, non abbiamo riserve. Dobbiamo capire se andiamo in una coalizione per fare che cosa e in che modo. Per questo, senza pregiudizi, avvieremo un dialogo sul programma e sulle competenze con il candidato Bonino appena il Partito Democratico ci dirà che quello è il candidato, perché non ancora ce lo dice.